36 eletti, 12 donne, 24 uomini a sedere sugli scranni del Consiglio Comunale a Ca' Farsetti, 14 della lista Venturini, 5 di Fratelli d'Italia, 2 della Lega, 9 del Partito Democratico, 1 per 5 Stelle, Alleanza Verdi Sinistra, Forza Italia, Ora e Terra e Acqua. Non passano la soglia per entrare in consiglio Tutta la città insieme, Resistere Veneto, Città Vive, Futuro per Venezia Mestre, Prima il Veneto. Numeri e percentuali che, tornando indietro di 6 anni, si possono quasi sovrapporre con i risultati che fece Brugnaro nella sfida contro Pierpaolo Baretta, sebbene con un'affluenza più alta, intorno al 62%, contro quella di questa tornata elettorale che si è fermata al 55%. Resta sempre la lista del sindaco a governare i numeri, 31% per Luigi Brugnaro sindaco, nel 2020 30% per Simone Venturini. Peggio vanno i partiti, ma traina il PD che rispetto al 2020 prende 5 voti percentuali in più ed è tra i partiti quello che ha preso più preferenze, 24,8%, il doppio di Fratelli d'Italia. Crolla la Lega che non arriva al 5% e viene superata da Alleanza Verdi Sinistra al 5,18%. Ora Di Boldrin riceve circa 3.500 preferenze al 2,70%, Terra e Acqua che nel 2020 aveva superato soglia 4%. Uno stallo di un'ora e mezza prima che i risultati dei primi spogli arrivassero, le proiezioni davano Venturini in testa tra il 47 e il 51%, Martella fermo al 44%, forbice che più passavano le ore più aumentava. Da un primo stacco di 1.000 voti al termine degli spogli, la distanza di 12 punti percentuali si è tradotta in una differenza di 13.000 voti. Una mappa cittadina che denota la specificità di Venezia. Se il centro storico è rosso, ovvero più apertamente di sinistra, e quindi per la coalizione di Andrea Martella, la terraferma è quasi tutta colorata di giallo, preferenza, cioè per Simone Venturini. Boom di voti a Favaro con il 70% di preferenze, 57% a Marghera, intorno al 60% a Chirignago e Zelarino. Il divario diventa meno evidente nelle zone calde di Mestre, da Via Piave a Via Dante. A Venezia in testa invece Andrea Martella con Santa Croce ed Orsoduro, dove arriva al 60%. Un'onda gialla che ha travolto la laguna, la terraferma ha determinato anche in queste elezioni la scelta del primo cittadino.